Una bandiera col leone di San Marco sventola in Piazza dei Signori a Vicenza per celebrare una storia antica, indimenticata, indimenticabile. Il 25 marzo del 421 nacque il primo insediamento a Venezia, in un'isola un po' più alta delle altre, per questo chiamata Rialto. In quell'epoca, segnata dalle invasioni barbariche, la laguna era un rifugio ideale e qui il popolo veneto riuscì a trasformare un luogo di sabbia e canneti in una sfavillante città di grandiosi palazzi, chiese, teatri, ponti, piazze. Da allora tutta la storia di Venezia si alimenta di affascinanti suggestioni. Una grande opera d'arte costruita in secoli di storia. Venezia è stata la prima democrazia, Venezia è stata l'elemento di civiltà, Venezia è stata studiata dagli Stati Uniti per scrivere la Costituzione repubblicana degli Stati Uniti. Venezia è tutto quello che ancora noi oggi abbiamo in maniera tangibile nella nostra comunità. Una storia di cui fanno pienamente parte città come Vicenza, legate alla Serenissima Repubblica, al Leone di San Marco, lo stesso leone alato che compare sulla bandiera oggi issata, omaggio di Vicenza a Venezia, in Piazza dei Signori, per dire buon compleanno Venezia. Gli auguri del sindaco di Vicenza, l'omaggio di tutti i veneti alla città che più li ha rappresentati nel mondo. Sì, perché Venezia è storia di identità da trasmettere alle nuove generazioni, storia di un grande passato per guardare a un luminoso futuro. Oggi, 25 marzo, come consigliere comunale della città capoluogo, ho voluto presentare una mozione che va proprio in questo senso, nel senso di creare un libretto, una produzione culturale che racconti la storia di Venezia e il rapporto con Vicenza e di andare a consegnarlo e a distribuirlo a tutti i diciottenni che compiono gli anni appunto nel 2021 nella nostra città. Ricordare, onorare, perché se l'avvenire è la porta, il passato ne è la chiave, sempre. In 1600 anni ci impongano di fare una riflessione su quello che sarà il futuro e noi restiamo dell'idea che per onorare questo anniversario il nostro futuro sia ancora quello di correre e percorrere l'alveo dell'autonomia.